Ah, Italia, se a qualcuno dovesse interessare, adesso Michele si è messo a fare manutenzioni per camper. Ha la sua partita IVA, tutto quanto, quindi se a qualcuno interessa, contatta Michele o tramite Facebook o chiede a me il numero e vi do il numero, insomma. Allora, il brico abbiamo preso 5 cavi, tutti di colore diverso, tra cui 2 cavi, quelli dell'alimentazione positivo e negativo, abbastanza grossi, ma comunque grossi tanto quanto quelli che c'erano già su. Quindi voglio dire, i suoi, insomma, ecco, quelli che ci andrebbero. Abbiamo preso poi della guaina termoristringente, che è una sorta di cappuccetto che sembra un po' di gomma, dove tu dentro infili i cavi e poi scaldandoli con l'accendino questa guaina si restringe. Per quello è termorestringente, quindi non ti serve il termo, ma ti serve proprio l'accendino. Ah, il tubo che avevamo detto di mettere per far passare dentro i cavi, per coprirli, diciamo più che altro a livello estetico, non l'abbiamo trovato, o meglio, l'avevamo anche trovato, ma era 10-15 metri, a noi ci serviva 10 centimetri, ho detto ma vai mona, cioè va benissimo così, insomma. Devo anche fare la recensione di questa torcia da testa, che è una figata unica. Però finché non ho il canale adesso coi video è tutto un casino, insomma, si fa quello che succede, insomma. Oh, che ciapo, maledetta infame. Allora, come potete vedere, noi qua i cavi all'interno, prima li abbiamo saldati con lo stagno, invece di mettere mammut, capicorda, cose del genere così, io preferisco saldarli in maniera che se poi vengono tirati, qualche maniera magari possa scappare via il cavo, verrebbe fuori un bel problema. E io da parte mia preferisco far così, insomma, saldarli e poi metterci sopra un pezzettino di guaina termorestringente, in maniera che poi andiamo a isolare, anche se poi vedi tu li vai a toccare, non ha nessun problema perché è isolato. Italia, questa parte l'abbiamo praticamente finita, ossia abbiamo prolungato i cavi, dopodiché step importante, andiamo a mangiare e poi proviamo il pulsantino così sciolto, ovviamente non tiriamo già i cavi. Una volta visto che funziona, sì, non c'è motivo perché non deve funzionare, però vabbè, si fa così, si prova prima la roba sciolta, quando si ha la certezza che è tutto a posto allora si tirano i cavi, si passano i cavi, dice Michele, giustamente. Ci siamo Italia, ci siamo quasi, il blu è sul 3. Sicuro? Sì, il 3. Certo Italia che se devi farti fare ste robe da un centro camper devi prepararti già con le mutande calate, porca miseria. Perché anche tipo, non so, per montare una retrocamera, se vuoi fare una roba fatta bene, cioè non avere i cavi smollati, quindi metterli ben nascosti, fatto bene, devi smontare metà camper e ogni camper è fatto a modo suo, quindi uno non è che sa devo passare di qua, devo passare di là, hai capito? Eccolo là Italia, yeah! Bellissimo! Adesso accorciamo un attimino i cavi, dopodiché li attacchiamo. Dai Italia che ci siamo. Grande Michele. E la sera a casa di Marco. Marco, quelle caldaie, beh ormai te sai insomma. Dov'è che Marco? Non so, è andato in ufficio, è andato a fare il business, perché Marco è uno di quelli che fa il business. Vero Michele? Noi altri veneti facciamo sempre il business. Ciao Italia, questa è un'altra spiazzettina magica che mi ero appuntato di visitare. Non so se gli faccio tanto pubblicità perché poi hai visto, cioè sì, da una parte è bello, è vero, la condivisione, è chiaro, è lo spirito del canale delle puntine, però dall'altra accidenti, Caballarin si è riempita di camper adesso, hai capito? Quindi sì, boh, almeno una spiaggia lasciamogliela a Singano, dai. E oggi in spiaggia ci dovrebbe essere qualcuno che conosci, esatto, sì. Cazzo, è tanto più pulita l'acqua qua. Sì, sempre color fiume, come giustamente i tipici mari veneti, però è molto pulita.
In ogni caso non vedo Fabio, mi ha detto secondo ombrellone a sinistra della torretta, ma non c'è, non capisco. Beh, intanto mi sono già appropriato del suo ombrellone abusivamente. Tanta toppa in giro, tanta. Italia va ben tutto, vabbè che ho scoperto che a fine non ho reflusso gastrico perché mi hanno fatto raccontare cos'è sto reflusso gastrico, io ovviamente non ce l'ho. Però porca miseria, si trova imbriagame Fabio, ho perso il conto di quanti bicchieri di bianco che ho bevuto, mamma mia. Sì, Italia, c'è da sperare che non mi stia ubriacando per secondi fini, speriamo bene, insomma Italia, dai. Cheers! Cheers. No, Italia, bisogna dire che ci ha fatto scoprire, anche se vabbè ce l'avevo segnata da visitare sta spiaggia, un posto veramente fantastico, bellissimo, molto bello, con le palmette, il wild, l'acqua pulita, un parcheggio enorme, eccetera, eccetera. Diciamo che io non l'avrei visitata adesso, l'avrei visitata a fine stagione, perché sai, per il problema dei parcheggi eccetera, invece no, devo dire grazie Fabio. Purtroppo, ripeto, come ho detto prima, non possiamo insomma, lasciaci una spiaggia almeno, che sennò dopo si riempie di camper, quindi non facciamo pubblicità, però insomma bella, veramente bella. A parte non essere in Veneto, effettivamente, a parte essere ai Caraibi, veramente l'acqua sembrava, adesso non è il vino che parla, però l'acqua sembrava celeste. In realtà dopo vai a vederla, è verde come la classica acqua veneta, però insomma da lontano sembrava anche celeste. Verde. Ma sì, è verde, è verde, ah sì, è verde. Ci vogliono dei bicchierini speciali con certi filtri, vedi ben in fondo. Vabbè, però sono molto speciali. Bicchierini speciali. Ma Caraibi sul serio? Perché vara anche Palme Italia? Cioè, vara singano che sei Caraibi? E dopo la gente dice, Madonna, singano, ma che bella vita che te fai, Caraibi? Invece no, perché a volte in tia vita Italia basta 2 palme e un fiato di fantasia. Cosa? Come? Si parlava di di iPhone, Android, PC Windows e PC Mac. Che robe da nerd, cioè qua in questa spiaggia caraibica. sta benissimo con l'ombrello sulla testa. Sto bene con l'ombrello Sì. sulla testa? Certo. Comunque il mio è fermo il bianco. Beh, insomma, dai. Porca miseria. Uno magari era fermo, ma che altri 2, 3, 4, 5 non era tanto fermi, Ma sì, dai, no, a parte gli scherzi. Adesso si paragonava il discorso Apple a Android. Sì. Quindi Ho detto che dipende dal tipo di utilizzo, ossia per chi necessita di particolari personalizzazioni o particolari app che richiedono permessi di root, cose molto particolari, ossia cose più che altro dedicate ai nerd, agli smanettoni, certo Android è tutto un altro mondo. Se però guardiamo effettivamente la qualità dei componenti tipo fotocamera, schermi eccetera, iPhone dà la polvere a tutti, cioè Apple in generale, ma quello è risaputo, è un po' come dire a Ferrari. Puoi trovare macchine più comode, macchine con più accessori, eccetera, ma i Ferrari hanno la loro qualità, le cuciture dei sedili, il motore, tutto quello che vuoi. I pro e i contro, insomma, ecco, ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, dipende dall'utilizzo che devi farne, dipende da chi sei. esattamente. Tipo io, il discorso che facevo prima, il MacBook Pro che ho preso, secondo me è veramente da scemi prendere un MacBook Pro per un utilizzo normale, è invece obbligatorio prenderlo per un utilizzo professionale, per certi tipi di applicativi, allora lì sì, hai capito? Però anche tu da quello che avevi come PC di prima sei passato a un MacBook. Chiaro. Perché? Per lavoro. Già avevi un PC da urlo. In teoria da urlo, però con i programmi professionali tipo le suite Adobe o piuttosto Final Cut eccetera, che tra parentesi esiste solo per Mac, non c'è assolutamente paragone con i PC Windows a parità di prezzo. Quindi un MacBook Pro costa 3.000 euro, ti scordi queste cose con un notebook da 3.000 euro, te le scordi. Quindi alla fine
La conclusione del discorso qual è? È quello che ho detto prima, che dipende dall'utilizzo che devi farne. quindi- Io mai prenderei un Mac se devo giocare o navigare in internet, fare quelle robe là, perché è molto meglio un PC Windows. Era molto accelerato il tuo PC di prima rispetto a chi ma deve per i- giocare solo. Quindi... Per i videogiochi e quelle cosine là, ma per i Bravo. programmi professionali il mio PC tirava indietro, era come andare via col freno a mano, Esatto. video eccetera, ero col freno a mano. Col Mac, bam! Il contrario, rovescio della medaglia, il Mac va più lento su certi applicativi magari più leggeri, tipo aprire Word, è il Mac che mette 3 secondi e mezzo, Windows me lo apriva in musbam, però programmi pesantissimi con file pesantissimi, il Mac li manda giù come ridere e Windows invece ciao, hai capito? Quindi sono due mondi diversi. Ecco. Cioè, secondo me un Mac tipo un MacBook Air così per l'utilizzo domestico lo sconsiglierei. Un Mac Pro per l'utilizzo domestico anche, però per l'utilizzo professionale sì. Teniamo anche conto che sto parlando dopo non so quanti bicchieri di bianco, quindi insomma. Ma là. Ma adesso ne facciamo un altro giusto per... No, basta, ci pisciamo addosso anche. Te può manarte. Italia, so che ci tenevi tanto, guarda chi c'è. Un culo? No, è la Zoe, sei il culo della Zoe. Zoe! Aspetta che sta snasando. Chi c'è? Saluta, dica ciao Italia, brava, lecca l'Italia, lecca. Piano. No, dici che sono i vigili, quelli? Ma no, se è una macchina proprio che ha sbagliato strada, guarda che roba. Anche perché non mi pare un SUV molto da fuoristrada, voglio dire, quindi... sì, ma abbastanza cittadino, insomma, come modello, guarda che basso che è. Quindi, insomma, non so, anche bravi a non infossarsi, insomma. Vabbè, dai, Italia, vedi, noi ci facciamo tanti problemi a parcheggiare qua, a parcheggiare là, sti qua vengono con le macchine in spiaggia direttamente. Che bello! Oh, bella sta spiaggetta, molto wild. Piace, sì, decisamente piace. Bella, pulita, bella Italia, bella. Ma dai, Singano, dici dov'è? Dici, no! No! Dici niente. Ah, che bello. Ah, guarda lì c'è il faro di Punta Sabbioni, che avevamo fatto anche lì una puntina, che eravamo con Alessia a raccogliere le vongole. Sì. Bello. Proprio bello. Mi sa che io sto qua anche domani, sai? Sì. Perché, ok, vabbè che magari non ti interessa i cassi del Singano, no? Però io diciamo della roba di Amazon che mi arriva da Alessia, che è Alessia è Jesolo, quindi tra virgolette vicini a qua, e dopodiché devo passare da un cliente che avanzava, e dopo forse vado da Mirko, adesso non lo so, vediamo com'è la situazione per finire il discorso antifurti. Miseria, guarda Italia, guarda che cocal da Chio, cocal sarebbe il gabbiano, guarda che roba, che grandi qua, cosa che dai da mangiare, guarda che roba, porca miseria, a parte vabbè in GoPro li vedi nell'ex Jugoslavia, guarda questo, aspetta che andiamo dal cocal, vediamo cosa combina, aspetta, guarda che roba, è più grande di un polastro, guarda che roba, miseria, guarda che cocal, guarda che come cammina fiero, guarda ce l'ho qua vicino, siamo a 4 metri, adesso si sta allontanando, 3,80 m, 3,70 m, fermo qua cocal che devo farti il video, fermo, sta qua un attimo, non te mangi mia, sono anche vegetariano, dai, sta fermo, guarda che roba, guarda questo, guarda che cocai veramente grandi, guarda non mi sono mai avvicinato così tanto a un cocal, infatti lui adesso va via, perché i cocai sono molto schivi, vedi, loro si allontanano e mantengono questa loro prossemica di almeno 4 metri, già comunque questo è un record, fermo un attimo, madonna, già questo è un record insomma di vicinanza con i cocai, esatto, però vedi non vuole socializzare questo cocal, va bene, ciao cocal, non voleva socializzare. È un tucano di merda. No, sei un gabbiano, un fia sofistico, insomma. Non era un tucano. No, era un cocal. Ah, Cucai. Un cocai, sì, è il cocal. Quello Ma sì. Cosa? Caballerin? No, di là. La laguna quella. Ah, Lio Piccolo. Là compara Cucai. Dai, Italia, anche se stasera vado via che devo andare dall'Alessia, vuoi che
mettiamo la casa qua, vuoi che abitiamo qua? Dai, fatta! Eh sì, sempre meglio di abitarla in fondo, vedi? Questo è il Pullman, ora la sconto Pullman, caro Pullman, guarda che bello questo Pullman, guarda, vedi? Il Pullman è l'ibrido tra il mio desiderio di camper, furgonato e scuola bus americano, hai capito? Quindi è un misto, cioè fai conto un orgione tra questi tre veicoli e poi è nato Pullman, cioè concettualmente, no? Guarda là, guarda che bello massiccio Pullman, bello, bello massiccio, duro lui, guarda, guarda, guarda. Beh, se lo tocchi sì, è bello massiccio Pullman, non scherza? Thank you.